Buonasera amici di Rugby House, innanzitutto buon 2017, buon anno, sperando che sia un anno pieno di soddisfazioni come quello che abbiamo appena terminato. Ecco, partiamo subito col piede giusto e per partire col piede giusto abbiamo bisogno del capitano, perché abbiamo invitato Edoardo Ruffolo. Ciao a tutti. E per mettere un po' di pepe, un po' di verve, un po' di goduria nel parlare di rugby, potevamo non invitare lui, certo che abbiamo invitato. Umberto Naglio, polesinerugby.com. Ciao a tutti, buon anno. Dato benvenuti. Edo, prima comparsata Rugby House da capitano, subito un'emozione forte. Raccontaci la tua prima da capitano, che insomma sappiamo è stata abbastanza turbolenta. No, è stata veramente turbolenta perché me l'avevano detto poco tempo, me l'avevano detto un giorno prima, mi hanno chiesto se volevo fare capitano e già la gioia appena sono uscito l'ho detto a mio fratello, alla mia famiglia. E da lì ho incominciato un po' a viverla non troppo bene, fino a che poi arrivavano tutti i messaggi. Fate il gesto sullo stomaco. No, stavo male. Infatti il giorno dopo incominciavano ad arrivare messaggi, complimenti, e non era ancora uscito l'articolo. E quindi niente, a un certo punto ho staccato. Tu sei stato il primo? Sì. Come sempre. E pensa che giocavamo contro le Fiamme Oro, se non sbaglio, e al pomeriggio. E non ho mangiato a pranzo perché non riuscivo, stavo male. E poi dopo quando sono arrivato qua, bellissimo. Tutti i ragazzi che uno a uno mi venivano a fare complimenti, allora ho cominciato a piangere, no, ma è bellissimo. E poi, meno male, abbiamo vinto prima, perfetto. Dai, un po' di responsabilità questa, no? Assolutamente, sì. Però è molto bello, è un onere, ma anche un grandissimo onore essere capitano del Rovigo, quindi va benissimo. L'ha detta, eh? Parole sante. Gli fanno sicuramente onore. Noi abbiamo concluso il 2016 con la vittoria contro il Lions Piacenza, vittoria doveva essere, vittoria è stata, abbiamo raggiunto il bonus, qualche indice di crescita sicuramente per quanto riguarda la squadra, no? Sì, assolutamente, avevamo visto alcuni punti che dovevamo migliorare, arrivando da alcune partite dove abbiamo fatto errori, abbiamo lavorato sulla disciplina, sulla perdita di palloni e in più contro Piacenza dove abbiamo avuto tanto possesso e abbiamo fatto meno errori, meno falli abbiamo fatto migliore, abbiamo fatto solo 3 falli. E abbiamo messo a posto alcune cose e infatti è andata molto bene. Sei d'accordo su questo aspetto, Umberto? Sì, come sempre relativamente, ma non per fare bastian contrario. Soffrire in certe situazioni, non nel punteggio perché i 3 punti del Piacenza dicono tutto, ma soffrire in certe situazioni contro il Piacenza, con tutto il rispetto che posso avere per la formazione, mi sembra che ci sia qualche problemino, anzi partendo dal presupposto ovviamente che la squadra sta soffrendo il problema delle assenze, troppi infortuni, non si riesce a schierare la formazione tipo da tempo, cosa che continuerà ancora per qualche giornata e quindi questo sicuramente non favorisce. Alcune situazioni sono state migliorate, questo sì. Questo è importante, soprattutto si parlava con Jason Wright che è venuto qualche settimana fa, o meglio qualche puntata fa, prima della pausa natalizia, si diceva è una squadra work in progress, quindi trovare dei punti stabili o delle positività, insomma, rende maggior confidente il team, no? Sì, no, assolutamente, io credo che ci voglia del tempo perché abbiamo cambiato metà squadra, sono tanti giovani e è tutto un po' nuovo, stiamo incominciando sulla strada della confidenza che, come l'anno scorso noi giocavamo a memoria, ma perché ormai erano 3 anni che giocavamo insieme, poi dopo alcuni cambiavano ma tutti sapevano tutto quello che dovevano fare e adesso stiamo andando, siamo positivi e ci vuole tempo ma siamo fiduciosi. Ecco, e crediamo nel progetto, in quello che facciamo. Ecco, tu sei anche un uomo d'aria, nel senso come sei tra i saltatori e questo è un aspetto sicuramente su cui dobbiamo migliorare, dobbiamo trovare quella sicurezza che forse abbiamo perso un po' con il tempo. Come state lavorando? Dove state lavorando? No, è vero, vedrete già nella partita contro Mogliano, abbiamo cambiato alcune cose e in touche abbiamo fatto dei piccoli cambiamenti. Però dobbiamo lavorare sui dettagli, che è quello che ci sta mancando.
alcuni dettagli, magari la palla lanciata perfetta con il timing giusto, e è su quello che dobbiamo lavorare, perché alla fine si basa su quello, sul timing e i dettagli, la touche, eccetera. E tutti i tecnici che sono passati di qua, Umberto, hanno detto che la touche alla fine si migliora solo allenandola. Quindi tu sei convinto che potremo fare un buon lavoro? In fondo abbiamo molti saltatori tra seconda e terza linea. Sì, ne abbiamo molti più di altri e di qualità anche. È strano che continuino ad esserci più che altro dei problemi nel lancio, nella chiamata. Non so come siano strutturati, va bene, chi è che chiama, chi è che dà le indicazioni, chi la allena, va bene, la touche, perché non sono in grado, non lo so, ve lo dico onestamente. Continua ad essere però troppo in difficoltà rispetto alle mischie di altre squadre che sostanzialmente non hanno niente di più del Rovigo. Mogliano che ha una buonissima touche, tra Sì. l'altro, per cui bisognerà stare attenti in prospettiva. È una buona mischia anche. È una buona mischia. Sono curioso poi di vedere i tre quarti guidati un attimo da questa gente nuova, va bene, come si comportano, anche se quest'anno non mi sembra all'altezza degli anni precedenti. No, sicuramente è inferiore. Sì. Tra l'altro, Edo, ricordo che tu hai avuto un crash test nel chiamare le touche non indifferenti, no? Nel senso che è stata la finale persa in casa, tu per l'assenza di Jeff hai dovuto fare quel tipo di lavoro. No, quella non me la scordo, non è andata benissimo, anzi è stata una partita... No, ma voglio dire anche a livello di ruolo, è ovvio che c'era una certa... Sì, per quello sì, l'avevo fatto anche durante l'anno, però quella è stata veramente una partita, non so, Cuca con i Cavalieri. Ci ha studiato molto bene, poi sapeva della mancanza di Jeff e quindi un saltatore di dietro, infatti ci hanno marcato bene davanti e in mezzo e abbiamo avuto tantissimi problemi, poi dopo sappiamo come è andata a finire. Beh, il vantaggio di avere più saltatori è quello, no? Certo. Tutti puntavano su Jeff e non sbagliavano. Sicuro. Beh, tra l'altro adesso questa struttura della touche con i due pilloni all'inizio e alla fine dà molte più opzioni, è molto meno prevedibile capire chi sarà il ricevitore. Andiamo a vedere subito la vittoria di fine anno della Family CZ Rugby Rovigo Delta in casa col Piacenza, poi entreremo ancora più nello specifico in questa sfida col Mogliano di sabato prossimo. Lucio Battaglini per questo posticipo del sesto turno campionato d'eccellenza tra Family CZ Rugby Rovigo Delta e Lions Piacenza. Tantissimi saltatori per entrambe le formazioni. Nathan muove, attenzione, Dennis si può impossessare dell'ovale, se ne va Dennis, prima meta della Family CZ Rugby Rovigo Delta quando siamo al settimo del primo tempo. Una trasmissione non efficace in Piacenza, Denis Majstorovic, per cui subito un cambio in prima linea per la Family CZ Rugby Rovigo Delta. Il pubblico rumoreggia, Mortali impatta bene. 7-3, si è preso il proprio tempo e l'ha anche messa. Sì, infatti deve ritrovarsi secondo me mentalmente, perché devono convincersi che una volta mossa la palla diventano pericolosi. In realtà l'arbitro era molto vigile e lui ci ha provato giustamente e quindi questo, eccolo qua, ti costa 3 punti. A non sbagliare, Lucio Rodriguez, prova lui Lucio, ben imbragato. Stefano Borsani dice guarda a destra, ci prova Boggiani. È proprio Arcigna la difesa di Piacenza, non mollano mica, se ti possono mangiare anche solo un centimetro te lo mangiano. De Marchi, attenzione, tenuto alto De Marchi. Eccola qua. E arriva la meta del Rovigo, con PJ Parker. E per ricominciare il secondo tempo. Soprattutto da dove hai finito. La presa è buona di PJ Parker, si va a strutturare il drive rosso-blu, c'è l'avanzamento dei bersaglieri, ancora in piedi, vanno, sono oltre linea di meta, vediamo l'arbitro, meta. E c'è la meta rosso-blu. È una tassa pesante quella che... Però, voglio dire, ci ha abituato bene il folletto di Ceres. Bandierine su, 24-3. Invece Chiloni ricerca una unit per cercare di rimpostare il gioco. Ancora dalla chiusa, si prova Alberto Chillona e eccola bravo qua, Alberto! Mette le mani in faccia a Riedo e se ne va per la meta del bonus. Prende la rincorsa sudafricano.
Vediamo. Non gira, non No, entra. no. Era partita bene ma non ha girato. E sicuramente i due giocatori che mi hanno impressionato di più. Gran lavoratore Ferrari sicuramente. Sì. Carbone comunque un uomo di... Attenzione, Jacques Momberg! Jacques Momberg sorprende alla parte chiusa la difesa piacentina. Per gioco è un buon portatore di palla, insomma si muove bene per il campo, quindi è sicuramente un giocatore che avrà... non sa bene cosa fare, è finito il perché match. qua se va fuori il pallone È finita, forse potrebbe è essere finita in questo momento. Vediamo l'arbitro Angelucci cosa dice. Tutti negli spogliatoi, Rovigo vince questa sesta partita del proprio campionato di eccellenza contro il Piacenza 34-3. Mogliano. Edo, partita importante, soprattutto mese importante, mese di gennaio, e come diceva Umberto dovremo affrontare con un po' di defezioni, ma è un mese che ci mette di fronte a 4 sfide con le antagoniste, diciamo, per entrare nei playoff, a parte forse l'ultimo in casa con Reggio, che comunque si sta comportando molto bene. Come la vedi, Umberto? Allora, la successione è Mogliano, Fiamme Oro, in un campo che credo sia indigesto ai nostri giocatori e non solo, perché è un campo sempre molto ventilato, il sintetico con ribalzi diversi da altri. Sono 2 partite che diranno se il Rovigo può rientrare di prepotenza in lotta per la prima posizione, anche se il Calvisano quest'anno lo vedo molto quadrato, cioè pochi fronzoli, tanta concretezza e una macchina da mette. Non piazzano calci, piazzano mette, il Sandonà che ci ha messo in difficoltà ne ha pagato belle spese nell'ultimo turno. È un mese molto importante, se i ragazzi hanno voglia di dimostrare che lo scudetto è ancora una cosa che interessa, credo che questo sia il momento giusto. Interessa, Edo? Assolutamente, infatti ci siamo detti che queste 4 partite, perché mettiamo anche dentro Reggio, sono veramente molto importanti e dobbiamo prendere ogni occasione e pensare questo è Mogliano, poi dopo c'è Fiamme Oro che, come ha detto bene, è molto difficile andare sempre là, poi stanno passando non un periodo roseo e quindi dovranno far vedere chi sono. Poi, e allora andiamo là. Scusami, c'è Umberto Casellato Esatto. che ha un po' di astieto nei confronti di qualche affermazione E quella dello dopo, scorso anno. e quella dopo abbiamo Pippo, che se la sta preparando da gennaio. Da Natale dell'anno scorso. Da gennaio, e quindi... Vabbè, ma lui è abituato a perdere. Allora, si diceva alla fine è un gennaio importante perché poi dopo gennaio ci sarà la pausa per il 6 Nazioni in cui probabilmente recupereremo anche qualche giocatore che attualmente non c'è, ovvio che abbiamo delle problematiche, abbiamo dei deficit nell'area dei centri, per cui è ovvio che se Gio pian piano riprende, Dennis riprende, Rosco riprende, iniziamo ad avere anche maggiore fiducia nei nostri mezzi. Tanti giovani dicevi, per cui prove decisamente importanti. Sì, tante prove e tante occasioni per alcuni, perché è sempre un'occasione, quando giochi per Rovigo è un'occasione, e adesso il Modena ha 17 anni e gioca, quindi è una bella... Facevi 17 anni tu? A 17 anni ero ancora nei giovanili, ma non pensavo assolutamente di andare in prima squadra, eccetera, quindi è una bellissima occasione per lui. Però invece gli altri centri ci mancano. Gio manca tanto, io lo dico, oggi è stato bellissimo, oggi era allenarsi un po' con noi, Ah, sì? no, infatti era molto bello, e infatti lo aspettiamo, lo stiamo attendendo, Dennis, Ross, però Gio non vedo l'ora di vederlo. Anche a noi manca Gio, no Umberto? Beh, moltissimo, i suoi break, anche se non molla mai la palla, va bene, qualche volta forse sarebbe meglio, ma i suoi metri, i metri che lui dà alla squadra sono importanti. Ecco, Mogliano, una squadra che forse a maggior ragione quest'anno interpreta il filone, il credo di Umberto Casellato, muove molto più la palla quest'anno rispetto all'anno scorso con Chino Properzi, Galoni eccetera. Come l'avete studiata, come l'avete vista? No, sappiamo che giocano e poi anche lì c'è stato un cambio, è pieno di giovani che hanno voglia di fare difesa molto aggressiva, all'attacco provano tante cose. Abbiamo studiato alcune cose per arginarli. Tanto non mettono molti giocatori nei punti di incontro? Esatto, ma lasciano la palla, sono in difesa per venire ad aggredire, infatti abbiamo studiato bene.
Beh, è un bel match ovviamente Mogliano, che è un campo, a prescindere dalle semifinali, a noi non ha mai portato benissimo. Beh, nelle ultime 3, ho guardato proprio in settimana, nelle ultime 3 stagioni abbiamo subito alle ultime 4 con questa, comunque ultime 3, abbiamo subito quella pesante sconfitta prendendo 50 punti. Quella dell'espulsione di Matteo Ferro praticamente. Esatto, rimediata al ritorno, anche se parzialmente, perché 40 a 20, cioè 42 a 23 se non ricordo male, ma potrei anche sbagliarmi, però le abbiamo sempre vinte le altre, soffrendo, ma le abbiamo sempre vinte. Beh, però abbiamo perso quella lì, poi abbiamo perso l'anno scorso, abbiamo perso l'anno scorso in regular season con loro. Sì, ma l'ultima sconfitta, Sì, cioè, sì. non abbiamo mai avuto problemi eccessivi, parlo negli ultimi 3 anni. Ah no, certo. Abbiamo sofferto di più in semifinale, dove un regalo di Alan Falzone ci ha permesso di superare il turno tranquillamente, non dimentichiamolo, perché qua Falzone in quell'occasione ha dormito di brutto, la metta tecnica a Ragusi, e poi quando... Vedo che il Pandoro e il Panettone non t'hanno addolcito. Assolutamente. Se dico Mambo, cosa ti viene in mente? Musica. Musica. È stata musica per le nostre orecchie, no? Vedo? Mambo. No, te lo giuro, Mambo per me è un'altra roba. Certo, io so che è tu quello, sai. Certo, era un'apertura per farti spiegare cos'è Mambo. Mambo è una cosa che abbiamo alcuni ragazzi dell'anno scorso, che ci chiamiamo i Mamberos, infatti ce lo siamo tatuati, e eravamo, ad esempio c'era Frati, Riedo, Zanini, eravamo Bernini, tutti. Bronze, Menone, ed eravamo prima della partita, ogni partita, noi ci trovavamo a casa di Zanini, Menone e Riedo a mangiare la pizza, che è la Mambo, che è quella in via Badaloni. E ti racconto questa, che prima della finale, anche se eravamo dal Barella, Pasto, poi l'abbiamo chiamato, abbiamo chiesto se ce la portava là e ci ha fatto questo favore, ci ha portato le pizze da sport fino là, siamo andati fuori, le abbiamo prese e le abbiamo mangiate. No, e quindi è come tipo una piccola famiglia, siamo i Mamberos e quello. E ci teniamo tuttora in contatto tutti i giorni. Tanto per la presentazione del DVD vi siete ritrovati a mangiare, Sì, ho visto le cose. Quindi insomma Mambo molto di più, tra l'altro come dicevi ve lo siete tatuati anche, no? Quindi insomma è un ricordo ben importante. Tra l'altro si va dal serio al faceto, ma voglio dire il rugby è anche questo. Ieri Edoardo siete stati al reparto in pediatria praticamente all'ospedale Rovigo, un'esperienza anche voluta da te da capitano, quindi un po' come è andata? Sì, no, è andata bene, era una cosa che volevamo, come hai detto che volevo, perché da qualche anno che volevo farlo, poi dopo tra alcuni problemi, allora quest'anno ho detto, dato che sono capitano, ci vado in fondo e niente, sono andato a prendere i giocattoli, Tanto è stata bella un po' la cosa perché sembrava, la proposta era farla a Natale, però hanno detto in fondo vengono tutti a Natale e non viene nessuno alla Befana. Sì, hanno detto venite alla Befana che nessuno viene a trovare la Befana, allora abbiamo deciso di andare. Questa è un'ottima iniziativa, no? Molto simpatica, rende loro onore. Certo. E ci sono delle domande su di te, ok? Però prima voglio chiudere la parentesi di eccellenza con le altre news che arrivano da Roma, che arrivano ovviamente da Calvisano, che arrivano un po' da tutto il panorama dell'eccellenza. Poi rientriamo perché ci sono delle domande per il nostro capitano che ci aprono porte, finestre e cancelli da perlustrare. Primato in classifica, un punto sopra il break. Per la squadra allenata da Massimo Brunello, un gennaio che inizia con la gara casalinga contro le Fiamme Oro. Il reparto mischia praticamente al completo, con il capitano Morelli assente in convalescenza dopo lo strappo alla coscia. La prima linea vede il veterano Salvatore Costanzo, che potrebbe essere non disponibile per questo fine settimana, anche Riccioni è in dubbio. Quindi la prima linea titolare la vedo con Panico, Luz e Rude Biancotti. La seconda linea con Andreotti, Cuca Cavalieri, terza linea con Gian Marioli, Jimmy Tuibeatti e Pettinelli. La mediana composta da Semenzato numero 9 e Noviso numero 10. La linea tre quarti con Bruno all'ala, i due centri Pass e Luchin, Chiesa all'estremo e Minozzi all'altro ala. A disposizione Giovancheli, Timpelli, Zanetti, Donofrio, Archetti, Raffaele, De Santis, Susio. Il sandonatese Doc Bacchin e il pilone Boreani in maglia tutto nera. Gli ex petrarchini Bertetti, Bortolussi, Derbyshire, Giusti e Padrò con la divisa bianca-azzurra.
Petrarca-San Donà, derby della 7ª giornata di eccellenza, si presenta come una sfida tra molti ex che hanno incrociato i loro destini tra Padova e il Veneto orientale. Il match, in programma sabato alle 15 al centro sportivo Memo Geremia, mette contro la seconda in classifica e una squadra che, pur avendo vinto sul campo 4 partite, pareggiata una e perso una sola volta, si trova al terzultimo posto a causa della sconfitta a tavolina nel confronto con il Conad Reggio. L'unica vera, quanto sonora, battuta d'arresto dei veneziani è arrivata nell'ultimo turno del 2016 da parte del calvisano capolista, mentre il Petrarca di Cavinato ha chiuso l'anno facendo 5 punti in trasferta a Reggio Emilia. Entrambe intendono iniziare il 2017 al meglio e i tanti ex che saranno presenti tra campo e panchina sono una garanzia di spettacolo. Ciao Andrea, buon anno a te e a tutti gli amici di Rugby House. Si torna finalmente in campo, prima partita del 2017 e subito punti importantissimi per la Lazio di Daniele Montella che affronta in casa il Conad Reggio. Possibilità incredibile di lasciare l'ultimo posto in classifica per la squadra di casa, perché di fatto le dirette concorrenti, quindi San Donà e Lions, hanno partite assolutamente non facili, perché se non sbaglio i Lions affrontano il Viadana, mentre il San Donà è ospite del Petrarca, quindi partite molto dure. Montella si prepara a questa sfida con qualche giocatore in più. Basta pensare che le ultime partite del 2016 la squadra romana le ha giocate con ben 10 infortunati e sappiamo quanto in un campionato del genere, per il tipo di campionato che deve fare la Lazio, avere giocatori a disposizione è importante. La mia speranza, come quella di tutti i tifosi della Lazio, è che finalmente la squadra di Montella lasci l'ultimo posto in classifica e porti a casa una meritata vittoria, anche visto la buona prestazione nel derby contro le Fiamme Oro. Un saluto a tutti voi, buon rugby. Bentornati in studio, ultima parte di Rugby House. Edoardo Ruffolo, Umberto Naglio. Umberto, fa molta attenzione a queste domande perché ho bisogno di te qui. Ora, Monica dice: come si sente essere capitano di una squadra campione d'Italia? In parte abbiamo già risposto. Marcello Violi dice: come fai ad essere così scarso a giocare a FIFA? Devi rispondere. Io rispondo, ma è incredibile. Lui mi dice sempre così, ma lo batto sempre. Lui, perché di solito giochiamo io, lui e suo cugino Pippo, che è un mio grandissimo amico, in più ci giocherò sabato. E niente, li batto sempre. Allora, però Ferrarini? Sì, Ferrarini, Okay. Scusami. E li batto sempre, quindi gli ho risposto. Poi c'è Manuel Panetti, dice: qual è il segreto della tua bellezza? Sì, ho visto, ho letto. Non c'è, no, è un cretino. E poi Leone Antonio dice: che lacca usi per i capelli? Sono un genio. No. Okay. È un genio normale. Umberto, ma battute, domande sul rugby qua niente? Evidentemente non ne hanno. Però Edoardo Ruffolo rappresenta forse poco quell'icona di rugbista che avevamo un po' in mente noi, di la verità. Sì, no, ma a me che lui sia capitano fa anche piacere. Anche, t'ha detto? Anche. No, è un buon giocatore, è un giocatore che a me piace. Ne abbiamo discusso molto con il tuo procuratore, che è un mio carissimo amico Marco. Sì. Quindi sapevo quando dovevi essere preso da lui, sapevo tante cose in anticipo. È stato un po' strano il fatto che l'abbiano nominato capitano, perché si pensava che Origino forse, ma se lo spogliatoio ha scelto così è giusto così, perché tanto è la squadra che va in campo, non è il tifoso, non sono io, non sei tu. Sì. Cos'è il 4º anno che sei a Rovigo? Quindi probabilmente insomma qualcosina di rossoblu ha preso dentro, no? No, ma dico, Edo, guardalo, no? Abbiamo fatto un servizio fotografico, era sì, esteticamente... Sì, dobbiamo andare molto indietro per avere giocatori che siano, va bene, presentabili in questo modo, e che siano il capitano, che siano... Cioè, dobbiamo ripercorrere un po' di tappe, ma comunque insomma, è una buona presenza per il Rovigo. A livello di immagine fa bene, insomma, fa bene per l'immagine. Piace alle persone, piace alle ragazze, è meglio che piace a loro piuttosto che agli altri. Va bene, questo è il mio modesto avviso. Rappresenta bene la squadra, adesso che impari anche a farsi sentire in campo. Basta. Ma tra l'altro quasi si mena anche Reggio Emilia, io non l'avevo mai visto messo prima. Eravamo tutti vicini. Certo. Avete il guaio che io ci sono sempre.
No, devo dire, Edo, che sei anche molto più spigliato rispetto agli altri anni, al microfono, quindi forse questa carica... Hai visto? Veramente? Ma forse ha avuto il mal di stomaco, va bene la chiusura, non ha mangiato prima, ma in campo ho visto che è tranquillo, insomma, non è... Sì, ma una cosa, infatti quando me l'hanno detto, la mia paura era, perché io ho detto magari essere il leader della Touche, ok, perché anche guardando, comunque lo ero. Però io ho detto capitano a Gio io ho detto è una cosa nuova per me, non lo so. E allora lui mi ha detto che non ti preoccupare e ti daremo una mano e poi mi ha detto sarai affiancato da Jacques e da Lucio. E poi dopo ci sono tutti gli altri leader ma infatti quando mi ha detto che c'erano anche loro e con tutti gli altri leader ero molto più tranquillo perché per me Jacques e Lucio sono veramente due persone molto forti. Jacques mi dà una mano e quindi sto imparando ogni giorno e quindi sono partito magari con qualche difficoltà ma più andiamo avanti più ho... Guarda, se hai superato il primo turno con il Reggio, con un arbitro come quello che c'era, non si capisce cosa fischi quello, va tutto bene. Ok. Va tutto bene, puoi affrontare qualsiasi altra partita. Va bene, va bene. Ecco, Edo, come sei cambiato tu in questi 3 anni a Rovigo? Non dirmi maturato, che questo immagino Sì. tu lo sia. No, sono cambiato, sì, anche nel gioco, oppure nel carattere, nel senso che c'ho un po' più, oltre ad essere capitano, un po' più di autorevolezza, ad esempio un po' più di personalità, quindi magari tipo non devo essere magari secondo a qualcuno, se devo dire una roba la dico e quindi ho un po' più, poi adesso è capitano quindi devo farlo, ma anche prima magari quello che mi sentivo di dire lo dicevo e piano piano, subito quando sono arrivato qua ero nuovo e assolutamente no, ma poi c'erano leader veramente pesanti, tra Luke, c'erano leader che non potevo parlare e anche non mi piaceva parlare. Poi dopo andando avanti credo di essere un po' magari meritato la possibilità di parlare e quindi caratterialmente. Sei stato sicuramente una cosa, l'hai detta e hai detto di no al Viadana per restare qui. Sì, è vero. Quanto è stato difficile, facile, sentimenti contrapposti, la vita professionale, quella comunque emotiva? Raccontaci un po'. No, non è stato semplice perché a Pippo devo tantissimo perché lui mi ha chiesto dai crociati quando non giocavo, quindi lui aveva visto qualcosa in me. Sono andato a Prato e non giocavo, mi ha dato un'opportunità, l'ho presa, ho giocato bene, ho cominciato a giocare fino ad essere titolare, giocare la finale, dopo l'abbiamo persa, venire qua e quindi gli devo tantissimo, se io sono qua è anche grazie a lui. E quindi dire di no era difficile e però qua mi trovo bene, qua ho tutto e poi no, mi trovo bene, Rovigo non è un posto come un altro e quindi mi piace qua, mi piace la città, mi piace i tifosi, mi piace tutto, lo staff, tutto. Mi trovo Mi molto piace bene. anche la stampa, se no non è vero. Mi piace la stampa, no, mi piace la stampa. È stata una scelta forte però, da parte sua, a parte di Boggia, non andare a Viadana, no Umberto? Ma per me ha fatto molto bene, non sto ragionando da rosso-blu, Lui ha fatto bene perché se lui cerca un salto di qualità lo trova qui, non è un fatto campanilistico il mio. Cioè a Viadana avrebbe seguito Pippo. Che è una piazza che tu conosci molto bene, sì, tra l'altro. Ero a pranzo con il medico, con Graziano Cesarini qualche giorno fa, insomma. Non c'è, da quando hanno deciso di affossarla, e questo parlo della federazione, prima Dondi e poi Gavazzi, Viadana è una piazza a rischio, molto a rischio, nel senso che non c'è più quella voglia che c'era prima. Vai in un paesone come Rovigo, perché Rovigo sì, è città, capoluogo di provincia, ma perché è tale geograficamente, ma è un paesone grosso. Però il rugby è una cosa un po' per tutti. Lì è finito il momento d'oro, scoppiato quello che è scoppiato,
Il disastro post che abbiamo Aironi, avuto, insomma. il post Aironi, la Madera che, se andate a vedere, è una cosa evidente, è una sterpaglia, eppure era un centro bellissimo da portare avanti. La cattedrale nel deserto, che è lo stadio Zaffanella, ci sono tutte cose che non credo abbiano un futuro molto radioso, quantomeno per parlare di radioso in un campionato come il nostro è anche forse un termine inappropriato, però lì saresti andato a seguire Pippo per riconoscenza. Era più un aspetto personale che di carriera, insomma. Ecco. Sì, ma se vuoi fare un salto di qualità anche fuori da Rovigo e pensare al limite in chiave o franchigia o qualcos'altro, non so se lì prendevi la strada giusta, questo è il mio pensiero. A proposito di futuro radioso, Umberto, polesnerugby.com è cambiato ultimamente, nuovo staff? Sì, abbiamo cambiato look decisamente, io purtroppo nel corso dell'annata, questo lo sapete, ho perso 2 collaboratori, uno esterno e uno interno, va bene, 2 carissimi amici purtroppo sono stati portati via, e parlo di Tonio Margiotta da Nocera e di Giordano Ferraresi, conosciuto da tutti come Dasti, da Ferrara, che era il mio opinionista, e ci siamo arricchiti con l'ingresso di Alex Olivieri, fatto molto importante, abbiamo messo il fotografo Stefano Teneggi, che sta facendo un lavoro veramente di qualità eccellente. C'è sempre la grossa esperienza di Paolo Aguzzoni, che è fondamentale anche lui per noi, e poi c'è Paolo Picelli che mi aggiorna statistiche e cose del genere. Cioè abbiamo fatto un salto molto importante e possiamo dire che statisticamente abbiamo più che un raddoppio delle entrate giornaliere. Tecnologicamente è stato Alex Olivieri a dare sviluppo, perché io con la mia età sono un po' più indietro, va bene, sono legato a schemi tradizionali, e stiamo facendo un lavoro qualitativo molto importante e con maggior voglia. Sono stato attaccato da Parker perché gli do dei brutti voti in pagella, però abbiamo sistemato la questione, va bene, cioè solite cose, però direi che a livello immagine siamo sul gradino decisamente superiore. Io mi arrangiavo come potevo e per me era un divertimento e basta. Certo. Per loro la impostano molto, ma molto più professionalmente. Ecco, ma le pagelle di Umberto Naglio fanno ancora così scalpore oppure no? Sì, beh, certo. A me mi deve ancora dare qualcosa di buono. Cioè, dice, questa cosa qua del capitano non si deve ancora far vedere. Cioè, questa cosa qua del capitano, che lui mi ha detto, no, per me lo vedo tre sereno, e dammi un bel voto. Non so. Se giochi bene, certo. Perché ho giocato male. Signori, messi come a scuola. Va bene. No, ma comunque continua a farle, perché al di là di tutto devi guardare cioè ci sono delle statistiche e dei sistemi di controllo che ti dicono la diretta testuale è ancora molto seguita, cioè sono i picchi di entrata, le pagelle non le guarda nessuno, tu dovresti vedere i numeri. Mi ricordo quando il papà di Menon lo chiamava a Firenze, hai visto che voto gli ha dato? Ma comunque sono bellissime, le pagelle sono bellissime. Guarda che sono l'unico a farle nel no, rugby. infatti. Ci aveva provato un po' Andrea, mio nipote, su richiesta del giornale per il quale lavorava, però è sembrata lì la questione. È una cosa simpatica. E poi è un fatto soggettivo, non ho mica la verità in tasca, non pretendo di averla. Tecnicamente posso essere più scarso di qualsiasi altro, io la vedo così, dopo però andiamo a prenderci il filmato e vediamo se dico delle stupidaggini. E sulle pagelle di Umberto Naglio mi dicono possiamo anche chiudere, non le pagelle, la trasmissione. Noi vi aspettiamo sabato al Quaggia di Mogliano, sfida molto importante, la prima di 4 sfide decisamente toste che devono dare anche un'identità e un ruolo chiaro a questa Femmici Z Rugby Rovigo Delta. Edoardo, grazie di essere stato con noi. Grazie a voi, grazie mille. Umberto. A Mogliano ci saremo e grazie, è sempre un piacere essere qui con voi. Signori, ci vediamo a Mogliano, buonanotte.